Ok, io avevo questo vino che mi ha comprato mio padre, l'ha comprato per lui, uno per me, poi c'era un'altra bottiglia, non mi ricordo, mi sembra quando vennero qua, che mi accompagnarono a settembre. Nel comprare questo vino, però chiesi quando dovrebbe essere consumato. E loro mi dissero: guarda, questo siccome è del 2019, però per la tipologia di vino, questo ovviamente preso a Ercolani, eh, eh, vabbè, ti dice ovviamente tutto perché io vado sempre lì. E che vino è? Mm. Questo vino è il frutto delle fatiche e delle esperienze maturate dopo anni di lavoro, di selezioni, di accurate fermentazioni di uve autoctone che hanno trovato la più giusta collocazione all'interno della nostra azienda, Ercolani, nei vigneti adagiati lungo le colline di Salciaia. Le uve di Sangiovese, Canaiolo Nero e Colorino, vendemmiate nella prima decade di ottobre, vengono scelte e lasciate macerare in maniera tradizionale per un lungo periodo, ottenendo così un'evoluzione dei profumi e degli aromi tipici che caratterizzano i vini di grande qualità. Sì, perché sto immaginando il video che ha fatto lui con il video, va bene. Di colore rosso vivace, questo vino si distingue per l'aroma del suo bouquet, che lo rende facilmente abbinabile con tutti i cibi. È consigliabile servirlo a temperatura di 16-18 gradi, ci siamo. Un breve passaggio di caraffa evita il possibile deposito di fondo. Montepulciano, Siena, 750 ml, e io mi ero detta di aprirlo per una situazione importante. Potrei anche aprirlo, volendo, sto pensando che potrei anche aprirlo alla presentazione. Potrei portarlo alla presentazione. Mi è inbalenata questa idea di portarlo alla presentazione, non lo volevo bere adesso. Perché da sola, che lo bevo da sola, che senso ha? Mi è balenata adesso perché giustamente deve essere un effetto storico, no? Lo porto e lo beviamo insieme a Doris e agli altri. Sì, come un fatto simbolico, perché lo apro adesso da sola, che lo apro a fare. Però non demordete perché ho un vino casareccio che va bene per l'occasione. Ho un vino così che utilizzo per cucinare il pesce, perché adesso sto mangiando il pesce, quindi questo qua lo riporto il 15 marzo a Siena, così lo beviamo insieme a Doris e agli altri che saranno alla presentazione. Questo è un vino semplicissimo, però ci sta, bianco. Quelli li ho finiti. Non credevo che era il caso di prenderne un altro, anche perché eh, onestamente mi sono dimenticata, più che altro per il dolore che provo immenso a questo ginocchio, al femore, quello che è. Non mi sono concentrata su questo effetto, però il vino che berremo insieme il 15 sarà più incisivo dal punto di vista storico. Dopo Siena io volevo organizzare a Montepulciano, potevo organizzare a Chiusi, ad Asciano. Il problema è che mi è mancata la salute, proprio la salute fisica, perché il dolore che io provo anche a stare così seduta mi fa malissimo, e quindi ho impiegato questi giorni andare e tornare da Siena per le visite, quindi non ho avuto modo di organizzare. Siete abituati ormai alle letture di questo libro, però non c'è mai fine. I testi sono sempre diversi, quindi leggerò dei testi che non ho letto prima. Ora vi faccio vedere, per chi non l'ha comprato il libro si può comprare su Amazon. Gliel'ho detto a Stefano che il libro non compare sugli altri siti, però lui giustamente mi ha risposto che è facilmente reperibile su Amazon, direttamente reperibile su Amazon, quindi va benissimo così, il libro si reperisce. La funzionalità del libro è quella che i testi vengano letti, il senso della poesia, che cos'è la poesia nella società moderna. Eh, non lo so, ci sono delle persone molto molto popolari in Italia che parlano di poesia spesso con grande fervore,
C'è anche un cantante, Giovanotti, che parla spesso di poesia, non ho avuto il piacere di conoscerlo, però ti apprezzo, ciao, ti apprezzo veramente tantissimo. Se vuoi leggere un domani una mia poesia, guarda, veramente spero di essere la benvenuta e tu sei il benvenuto. Sul serio, non sto scherzando. E prima o poi leggerai una mia poesia, Dio, capiterà, capiterà. Non è un appello, ma penso che capiterà. Solitamente tu leggi testi che sono dettati per una lettura in pubblico, proprio destinati a una lettura in pubblico. Questi testi non nascono col pensiero di una lettura in pubblico, ma nascono col progetto di contornare e di delineare quello che è l'idea di questa rilettura del Cantico dei Cantici. Ne avrò modo di parlare bene più nel dettaglio con Doris, per cui appena ho un attimo libero, miracolosamente si presenta quest'attimo libero nelle mie giornate, sto studiando tutto quello che si può trovare su internet sul Cantico dei Cantici. Capirete che a parte i biblisti, ma è un argomento anche dal punto di vista antropologico, filologico, psicologico, sociologico senza fine, per cui io me lo porterò dietro tutta la vita, ma dal momento che si parla della regina di Saba è un qualcosa che mi appartiene anche per un po' il mio nome. Il libro si chiama Dal lato del marito, quindi si intuisce che c'è il riferimento allo sposo, al marito nel senso ultimo della promessa d'amore, quindi si va oltre quello che può essere il fidanzamento vero e proprio, puro innamoramento. Che cos'è un marito? Che cosa fa un marito? Qual è la forma del marito e perché c'è questo amore sponsale? Che cos'è l'amore sponsale? Qual è il punto più alto dell'amore per gli uomini? Perché l'amore rende dignitosa la nostra vita? Perché l'amore ci fa uscire dall'ego, ci fa donare, ci fa rendere conto della nostra esistenza, ci fa esistere. Perché è così importante amare ed essere riamati? Dal lato del marito, leggo un po' e poi continuo. Scrivi un libro onesto e delicato. Scrivo un libro al primo sospiro, a casa tua, la vena, i colori di queste pareti, tutto il sangue tuo che è sangue mio. Passeggio senza capirci nulla. Gli anni sono qualcosa che è accaduto, che ogni tanto intravedo mentre preparo il porridge, quando ti stiro le camicie o ti guardo. Questi sono i miei anni, i ricordi che mi rincorrono, tutto quello che mi ha ucciso, mi ha preso la vita e non me l'ha più ridata. Le foglie fuori, le foglie fuori. Non so leggere bene in inglese, imparo, mi rincorro, ti rincorro e non voglio più abbandonarti, per non abbandonarmi più. Sincera e arresa, non so dirti come ti amo. Sento solo lo strano sonno che trasforma, insieme ai miei passi, nei vestiti lucidi e pronti per te. La mia vita è solo aspettarti per fare l'amore. Facciamo l'amore nel tuo letto, poi mentre mi baci mi vengono i brividi al pensiero che tu non possa essere più mio. Sta chiudendo, quindi ritorniamo a un altro video. Un sorso.